Concorso in abuso d'ufficio e falsità in atti pubblici sono i reati contestati a Vincenzo Sinatra di 82 anni, titolare dell'Hotel Valle dei Templi di Agrigento, per il quale il GIP Francesco Provenzano, su richiesta presentata lo scorso 21 giugno del PM Alessandra Russo, ne ha disposto gli arresti domiciliari. Le indagini condotte dalla Digos e coordinate dalla Procura Agrigentina hanno fatto emergere l'abusiva realizzazione su un'area demaniale di rilevante interesse archeologico di un parcheggio privato a servizio della struttura alberghiera. L'area è stata posta sotto sequestro e consegnata al direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi. Disposte numerose perquisizioni in uffici pubblici e privati per i reati commessi a Palermo, spiega il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, i relativi atti, dopo le incombenze di carattere urgente, verranno trasferiti alla competente procura del capoluogo. Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero formato atti pubblici falsi propedeutici alla vendita a favore della ditta TAS di un appezzamento di terreno appartenente al demanio della regione nel complesso denominato Villa Genuardi, un'area di estensione assai maggiore a quella rispetto al quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento aveva espresso parere positivo alla vendita in favore della TAS, di cui è rappresentante Sinatra. L'imprenditore avvocato agrigentino è difeso dall'avvocato Antonio Gazziano, che ha spiegato: il mio cliente risponderà alle domande del GIP e chiarirà la sua estraneità ai fatti, sia in relazione all'abuso d'ufficio che al falso. Alla base della difesa ci sarebbe il fatto che nel passato Sinatra si era fatto carico di interventi di manutenzione dell'area ad un costo di diverse decine di migliaia di euro. Ad esempio, è come se il terreno della soprintendenza avesse arrecato danno alla proprietà di Sinatra e tra i due potrebbe essere avvenuto un accordo, ad esempio transattivo, non per iscritto. Per questo motivo il terreno acquistato viene pagato ad un costo irrisorio.